Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Arrivo. Ho un progetto nuovo ma devo prendere un quaderno. 5 conversazioni logiche, vorrei cambiare il set. Ora lo so. Ora lo vorrei cambiare. Con tronciuline. Pensavo di farlo un po' CNC e un po' no. Ok. Se no può essere sia il logo che no, nel senso il logo di prima ho fatto queste tre qua, poi Sì. potrebbe essere un logo. Tutto fatto con cosa? Multistrato? Multistrato da 15, 20, 18, 30, 50, 80, 60, O legno, 180. massello. 180. Quindi colla e Ce dominino. l'abbiamo Domino? Sì. E CNC, quello ai fianchi, bisogna solo capire un attimo le proporzioni. Lì bisogna secondo me guardare su internet tipo quali sono gli standard, ne facciamo Sì. una di test a vedere come legne. Ok. Finitura. Protezione normale. O protezione così grezza. Trasparente e fine. Ok. Abbiamo già. Anche il legno se riusciamo a Di usare quel che qualcosa. è non manca niente. E che poi la struttura adeguata però. È effettivamente la mia prima sedia questa, Ah. quindi devo capire più che altro altezza, ginocchino Mezza così, sì, seduta, quanto profonda inclinazione, poi il resto dovrebbe venire, è Con questo quanto è alto? è naturale, sono smetro munito. Secondo me fosse tipo qui 40ello, 35ello, perché qua adesso mi sento basso con una sedia. Beh, ma è un divanino questo, ci sta che è basso. Quindi secondo me 40, 45, 35. 45, ok. 35 a 45 li so. Ottimo, quindi partiamo dallo sketch che ci ha dato Giacomo e lo portiamo su Fusion per realizzare tutto il progetto. Questa qui è la mia prima sedia in assoluto che faccio, quindi la problematica principale che ho dovuto affrontare è stata capire le proporzioni da terra alla seduta, dalla seduta ai poggiagomiti, quanto fare profondo la seduta e quanto inclinare lo schienale per avere una seduta confortevole. Tutta la poltrona sarà fatta in multistrato da 18 mm e come abbiamo detto prima, i due fianchi, 1 e 2, saranno fatti alla CNC. Le proporzioni che ho ritrovato poi sono state 45 cm dalla seduta al pavimento, 35 cm dalla seduta al poggiagomiti, la seduta è profonda 55 cm mentre lo schienale è inclinato di 18 gradi. Inizialmente il design aveva anche queste due mezze lune, avevano lo scopo di aiutare questa giunzione qua, ma la giunzione è venuta bene, quindi tac, sono stati eliminati. Molto semplicemente schienale e seduta hanno un'unione qua, mentre per quanto riguarda i due fianchi che verranno fatti come vi dicevamo alla CNC, per fare questi fori che rappresentano il logo di PlayStatoms e per fare questa unione fatta col domino. Visto che comunque bisognava farlo alla CNC, ho preferito inserire anche queste lavorazioni in modo da facilitarmi non poco il lavoro. Quindi le due parti fatte alla CNC saranno i fianchi, fianco 1 e fianco 2, speculari in questa maniera, a cui verrà semplicemente incollato usando domino e colla la seduta e lo schienale, mentre per quanto riguarda i due poggiagomiti verranno semplicemente avvitati qua sopra. Quindi il progetto sembra molto semplice sulla carta, vediamo nella realtà, quindi passiamo alla CNC.
scotch che sto mettendo in questo momento mi serve sia per non sporcare la tavola facendo i segni dove andranno i domino, ma lo lascerò poi anche successivamente per evitare che la colla sbordi direttamente sul legno. Arrivati a questo punto dobbiamo passare ad assemblare bene. Per farlo utilizziamo il domino, per chi non lo sapesse è una macchina della Festool ovviamente, che serve per fare mortase del genere. Dentro queste mortase ci vanno i suoi pezzettini di domino. Io userò questi qua nello specifico che sono diametro 8 x 50 di lunghezza. Le misure riportate qua sono uguali a quelle del prototipo che è stato fatto, quindi andiamo. Ho pensato di procedere in questa maniera. Invece di incollare la seduta con lo schienale successivamente, lo incollo già adesso. Quindi sotto ho messo del nastro carta, semplicemente per aiutarmi a fare questo movimento. E così già noto che si allinea perfettamente. Siccome mi serve una presa quasi istantanea, userò sia la colla da legno, sia la ciano acrilica col suo attivatore. Farò 2 belle strisce di colla da legno, 1, 2 e 3 spottini lato, lato e centrale con la ciano acrilica, così quando unisco la ciano acrilica ci prende subito e mi dà il pezzo unito, e quando sarà asciutto, cioè domani, la colla da legno finisce la tenuta perfetta. Oh no, qua sono andato fino in fondo. Che cazzata che ho fatto. Vediamo se con 2 soli punti di giunzione questa si attacca. 1, 2. Ok. Che fatica a morsettare questa poltroncina strana. Comunque, mi sono spostato da lì all'isola che devo finire, l'ho messa su un fianco, tenendo i morsetti fuori, e sopra ho messo questi pezzi che sono della macchina IDM, che pesano veramente un sacco, che schiaccia in centro dove ovviamente non riesco a stringere. Lì nell'angolo si è formato un piccolissimo gap che ho riempito con un po' di colla, ma così dovrebbe funzionare. Visto che non ho altri morsetti grandi, perché ne abbiamo pochissimi, chiudo qua e continuiamo domani. Buongiorno, come va?
Vediamo un po' come si è asciugata questa poltroncina. Nonostante il peso e tutto, lì sopra è rimasto un piccolo gap, la colla è uscita. La parte sotto è venuta bene, in quella sopra un pelo meno, ma non è un problema, anzi sì, ma vi faccio vedere come risolverlo. Intanto, vacca boia. Qua c'è un po' da sistemare, vabbè, ma niente che la levigatura non possa fare. Qui c'è questo piccolo gap che è l'errore che dovremmo risolvere, però aver incollato prima la seduta e lo schienale insieme, questa giunzione qua è perfetta. Da pulire un po', ma molto bene. Facciamo invece il primo test. Ma prego. Beh, vi dirò, è una figata. Inclinazione perfetta. Che figata. Prima sedia che faccio io, in assoluto, che non si può neanche considerare sedia classica ovviamente, però fatto sta che ci si siede. Va bene. Arrivati a questo punto cerco di risolvere quel piccolo errore che abbiamo trovato dopo l'incollaggio e utilizzo uno stucco per farlo. Questo stucco non mi ricordo che tipologia sia, però è molto soffice, sembra quasi una cremina, non so, magari chi di voi sa il nome o la tipologia lo scriva qua sotto nei commenti. In questi casi lo utilizzo e lo spalmo proprio col dito, è veramente comodo da fare e molto maneggevole, ha risolto completamente il nostro problema. Questi pezzi che mi avete appena visto fare sono i poggiagomiti da mettere al lato. Per fissarli dobbiamo fare una serie di prefori e mettere all'esatta distanza delle viti, Torx in questo caso, con la svasatura che arriva proprio a filo. Per fare tutti questi segni ripetuti su 4 poggiagomiti utilizziamo questo bel story tape, ovviamente della Playstatoms. Come funziona? Ha tutto questo pattern che corrispondono ai centimetri e ai millimetri. Ne prendiamo un pezzo, lo tagliamo e lo mettiamo all'inizio partendo proprio dal segnetto. Ecco qua. Fatto questo dobbiamo capire quanti fori ci stanno e a colpo d'occhio abbiamo 73, se noi stiamo a 10 cm quindi ne facciamo 7, se partiamo qui dalla seconda, fatalità 7 cadono qui, per cui io mi segnerei questo, il 50, 60 e il 70. Perfetto, questo lo togliamo senza romperlo, ci serve dopo e lo mettiamo qua. E ora qua, dopo una bella levigata, è semplicemente pronta per essere installata. Lo dobbiamo fare su un'altra, nessun problema. Prendiamo, lo rimettiamo allo stesso modo. Eccolo qua. Quindi se avete bisogno di qualcosa che vi riporti un pattern specifico, questo è il prodottino giusto. Ottimo. Visto che me le chiedete sempre più o meno il tempo e il costo di questo progetto,
Dunque ci ho messo 3 giorni per farle, 4 se consideriamo il prototipo iniziale. Un giorno fatta e assemblata una, un giorno fatta e assemblata quell'altra e il terzo giorno è per la finitura. Per il costo invece ho utilizzato multistrato da 18, pannelli che avevamo già in casa, quindi noi non abbiamo speso €1, però fate il conto voi. Secondo me con due pannelli da classico 250 x 125 ve la cavate nel farle tutte. Avanzate almeno metà pannello, un pannello e mezzo circa potrebbe essere il quantitativo giusto di materiale per fare una coppia di queste poltrone. Sono molto contento di essere riuscito anche in questa mia prima volta, perché tutti i progetti che mi stimolano di più onestamente sono proprio quelli che realizzo per la prima volta, che sia una cucina, una roba o una sedia. Sono quelle cose che mi stimolano a capire come funziona, qual è il miglior modo di farle, per cui mi è piaciuto farle e adesso ho capito un po' di più come si fa anche una sedia. Bene, detto questo, se siete nuovi sul canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi progetti. Lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate del nuovo set e di queste belle poltroncine che ho fatto e noi come sempre ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.